Buongiorno, si avvicini al tavolo, in piedi a voce alta, deve leggere la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità che è scritta su quel foglio. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi pure. Lei si chiama Bonasia Roberta? Sì. Dove è nata e quando è nata? Torino 4-12-84. Torino 4-12-84. E dove è residente? A Vinovo, via Cavour. Abita proprio lì? Sì, ho la residenza lì. Parli bene vicino al microfono, lo sistemiamo, prego pubblico ministero. Grazie signor Presidente. Sempre per la consueta verbalizzazione, Presidente, da quello che ci consta, parteciperebbe sempre, secondo la ricostruzione della Procura, a cene successive alla data del capo di imputazione. Lo verbalizziamo per le solite ragioni. Tribunale, si riporta all'ordinanza di ammissione delle prove. Signora Bonasia, buonasera. Che lavoro? Attualmente sono disoccupata. Nel 2010 che lavoro Nel faceva? 2010 ero in aspettativa rispetto a un lavoro da infermiera professionale. Quindi lei è un'infermiera professionale. Sì. Lei conosce il signor Lele Mora? Sì. Che tipo di rapporto ha intrattenuto con Mora? Incontri, un paio di incontri, niente di più, non ho un rapporto confidenziale, insomma. Un rapporto professionale l'ha avuto? Sì, assolutamente professionale, sì. E professionale relativo a che cosa, visto che lei è un'infermiera? Oltre a fare l'infermiera, fin da quando sono bambina ho fatto qualcosa nello spettacolo, quindi ho portato sempre avanti questa cosa e con lui ho avuto qualche rapporto lavorativo inerente al mondo dello spettacolo. Quindi è stato il suo agente in qualche misura? Avevamo cominciato una sorta di rapporto come agenzia, ma poi è stato interrotto. Lei ha partecipato anche alle selezioni per Miss Italia? Sì, nel 2010. Può parlare meglio al microfono, scusi? Sì, mi avvicino. Nel 2010, sì. Nel 2010. Avvicini anche il microfono, perché sennò poi dopo... In che mese del 2010 ha partecipato alle selezioni? Durante maggio e giugno ho fatto le selezioni, poi a settembre sono arrivata alle finali, quindi ho partecipato alle puntate televisive. Ha avuto modo di conoscere Battilana Ambra e Danese Chiara? Sì, certo. Le ha conosciute dove? Durante le selezioni e poi durante le finali, perché forse la danese no, ma la Battilana è rimasta con me a Salsomaggiore. Lei conosce l'onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Come l'ha conosciuto? Ci siamo incontrati dopo una diretta televisiva, dopo una sua intervista e niente, ci siamo poi rincontrati a casa sua. Quindi ha avuto modo di frequentare la sua abitazione? Sì, certo. L'abitazione in Arcore? Sì. In che tipo di occasioni ha partecipato lei? Se ci ricorda le date, se le ricorda, e che tipo di serate erano? Le date non ricordo, era agosto comunque. Agosto 2010? Sì, agosto 2010. Solo in questo mese ha frequentato? Sì, prevalentemente sì. L'ho visto per 2 o 3 volte durante alcune cene nella sua residenza. Chi la introdusse, chi la presentò al cospetto dell'onorevole Berlusconi e chi la introdusse a casa sua? A casa sua ebbi un invito personale dal Presidente. Che lei aveva conosciuto prima, precedentemente, esatto. Quindi fu direttamente il Presidente a invitarla. E quante serate ha trascorso a casa del Presidente? 3 o 4 serate. Tutte concentrate nell'agosto 2010? Tra agosto e settembre, sì, perché mi ricordo che era il periodo in cui feci Miss Italia. Senta, in queste serate a casa dell'onorevole Berlusconi lei ha avuto modo di vedere Ambra Battilana e Chiara Danese? Sì, una sera. Si ricorda che sera era? No, mi sembra fosse fine agosto, precisamente la data non me la ricordo. Guardi, secondo gli accertamenti fatti da questo ufficio, che peraltro è stata acquisita anche in pubblico dibattimento la deposizione della signora Battilana, risulta che la serata sia quella del 22 agosto 2010. Allora, lei il 22 agosto 2010 ha partecipato a questa serata a casa dell'onorevole Berlusconi. Ci vuole descrivere il tenore della serata? Cosa è successo? Una serata, c'erano diversi invitati, era una cena molto elegante, normalissima, con diverse persone, non conoscevo tutti gli invitati e abbiamo cenato tutti insieme, una cena normalissima tra persone che si conoscono e che si stanno conoscendo in quel momento. Cominciamo a dire chi c'era questa cena normalissima. Adesso io i nomi di tutte le persone non me li ricordo. Quelle che si ricorda. Queste 2 ragazze c'erano e sicuramente c'erano, poi? adesso non precisamente il resto delle ragazze
non mi Lei ricordo. ricorda se era presente il dottor Emilio Fede, ex direttore del L'ho TG4? visto, adesso non mi ricordo se in quella precisa sera c'era, però ho avuto modo di incontrarlo forse in una delle altre volte. Lei conosce le sorelle De Vivo, Sì. Eleonora e Concetta? Sì. Ricorda se fossero presenti? Anche loro le ho conosciute se non in quell'occasione nelle cene seguenti, però le ho conosciute lì. Sì. Io le sto chiedendo del 22 agosto. Non ricordo precisamente. Le ha viste comunque a Sì, casa dell'onorevole comunque le ho Berlusconi. conosciute lì. Ricorda se c'era Maristel Polanco, la conosce? Sì, probabilmente quella sera c'era, sì. Lei conosce la signora Minetti Nicole? Sì, Era presente la sera Sì. del 22 agosto? sì, mi ricordo perché l'ho conosciuta lì in quell'occasione. Lei ricorda se era presente anche l'onorevole Maria Rosaria Rossi quella sera? No, quella sera mi sembra di no. E Ronzulli Liscia? L'onorevole Ronzulli? No, Non se lo ricorda o lo esclude? lo escludo. Lo esclude. Allora, partiamo dalla cena. Sì, Lei ricorda qualcosa che le abbia... L'onorevole Ronzulli è una donna, eh? Sì. Liscia Ce l'ha Ronzulli. presente? sì, ho capito chi è, ma mi ricordo che quella sera non era presente. Quindi lei ne esclude la presenza la sera del 22 agosto? Non se la ricorda la No, presenza? ma rimaniamo così che è meglio. perché- Allora, a tavola, a cena, Sì. era una cena seduti Sì. ovviamente, no? È successo qualcosa che ha colpito la sua memoria? No, mi ha colpito il modo in cui si è svolta, nel senso che era una cena molto piacevole, alla quale mi sono trovata a mio agio, dove ci si intratteneva con discorsi di attualità piuttosto che politica, interessi, passioni, una cena normalissima. Una tra- cena normalissima. Sì, Lei ricorda accompagnata- se a tavola è girata una statuetta, No, tecnicamente definita un priapo? no, non ricordo, non ricordo. Lei ha motivo di ritenere che possa essere accaduto che questa statua sia girata fra gli ospiti e lei non l'abbia visto, per esempio perché si assentava perché fumatrice o per sue esigenze No, personali? non sono fumatrice, sono stata a tavola tutto il tempo e questa cosa o mi è sfuggita palesemente o non... Benissimo, Non è quindi accaduto. ci dà una notizia importante. Lei è stata a tavola tutto il tempo, quindi se ne sarebbe accorta. Certo, meno che non... Quindi esclude che sia girata una statuetta raffigurante un omino nudo con l'organo genitale, diciamo, sproporzionato rispetto alla dimensioni della statua. Io non ho visto niente Molto di bene. questo tipo. Lei ricorda se a tavola ci sono state, se durante la cena ci sono state danze delle ragazze presenti, momenti diciamo di questo genere? Danze? Sì, balli. Sì, ci sono state dopo... No, siamo ancora Ah no, a durante la cena no. No, a cena no, assolutamente. Una cena seduti a tavola, una cena normale. Benissimo, discussioni di politica e del più del meno. Qualsiasi, sì. C'è stato un dopo? C'è Lei stato un accennava. dopo in questa stanza di vita locale dove si ballava normalmente o si parlava, ci si beveva qualcosa, ma tutto nell'assoluta normalità, insomma. C'è stato un dopo in questa stanza. Che cos'era questa stanza? Dove era collocata nella casa? Al di sotto, in un piano inferiore. Ma che cos'era? Come si strutturava? Era una discoteca, una taverna, che cos'era? Una taverna adibita con delle poltroncine, adibita, c'è uno spazio comunque ampio dove... Siete scesi in questa... Sì. al piano di sotto? Sì. Dopo questa cena siete andati in questo locale? Sì. E che cosa è accaduto? C'era della musica, si ballava, si parlava, si beveva qualcosa. C'erano Chiara Danese e Ambra Battilana? Sì, certo. Lei ricorda se qualcuna delle ragazze presenti, anche lei, si è spogliata, se vi sono stati momenti di intimità? Assolutamente no. Quindi lei lo esclude Io, categoricamente? finché ero presente io, questo non è Ma accaduto. lei è stata sempre Sì, presente? e questo non è accaduto, sì, sto Non dicendo. è I accaduto, miei occhi quindi non lo hanno esclude, visto. perfetto. Lei ricorda il comportamento di Chiara Danese e di Ambra Battilana quella sera? Sedute sulla poltrona tutto il tempo. Non hanno ballato? No, Nessuno ha tentato di coinvolgere le ragazze nelle danze? no, erano abbastanza defilate e nessuno si è preoccupato di coinvolgerle. Molto bene. Lei conosce Fadil Iman? No, so Non l'ha chi mai sia. conosciuta? Tumini Melania la conosce? No. Lei era presente alla cena del 19 settembre 2010? 19 settembre. Probabilmente sì, ora non ricordo la data precisa come l'ha ripetuto prima, però penso di Ma sì. lei prima ha collocato la Fine sua sì, presenza mese di agosto e settembre, ora le date precise non le ricordo. Senta, la sera in cui erano presenti Ambra e Chiara, torniamo un attimo al 22, Sì. lei ricorda se
Nicole Minetti era presente in questo locale che lei ci ha descritto dove avvenivano le sì, danze? è venuta con noi, è stata con noi. Sì. E anche lei, anche con riferimento alla signora Minetti, all'onorevole Minetti, non ha rilevato nulla di anomalo? Assolutamente no. Ha passato la sera anche con me, cioè abbiamo parlato, siamo state lì. Benissimo. Senta, lei si è fermata mai a dormire ad Arcore? No. Non si è fermata mai a dormire? Sono sempre tornata a casa. Dopo a fine serata mi sono fatta riaccompagnare. Il 22 agosto lei aveva con sé una valigia, un trolley per la precisione? Sì, perché arrivavo forse da una selezione di Miss Italia, può essere, allora avevo un po' di cambi dietro e siccome sono andata poi direttamente a cena lì avevo il mio trolley. Benissimo. Allora, lei sa che sono state effettuate delle intercettazioni nell'ambito del presente procedimento e che sono state captate anche delle comunicazioni che la riguardano. In particolare ce n'è una intercorsa, credo, con suo fratello, Bonasia Stefano. Sì, mio fratello. Faccio riferimento all'intercettazione 292 progressivo, utenza intercettata, lo dico per il Tribunale ovviamente, Bonasia Roberta, 14/9/2010. Allora, le è stato mai chiesto di portare ragazze ad Arcore per le serate? Sì, è successo, era una discussione ovviamente con tono scherzoso, il Presidente sapeva che facevo Miss Italia e essendo un uomo a cui piacciono le donne mi ha semplicemente fatto la battuta portami qualche amica che conosce Miss Italia, tutto qui, era tutto in modo scherzoso. Quindi trattavasi di battute? Sì, ovviamente. Lei ha mai assecondato questa richiesta? No. Si è mai interessata per reperire ragazze da portare ad Arcore? Non l'ha mai fatto? No, anche perché... Benissimo. Passiamo all'intercettazione 667 20/09/2010, intercorsa tra la signora Bonasia Roberta e l'utenza intercettata della sua e la signora Visan Ioana. Lei conosce Visan Ioana? Sì. L'ha mai vista a casa del Presidente Berlusconi? Sì. Ha partecipato a una o più serate insieme alla signora Visan? Sì, più serate. Lei è sicura di non avere mai dormito ad Arcore, signora? Sì. Di non essersi mai fermata? No. Le do lettura di questa intercettazione, quantomeno nei passi più salienti. Sì. Come stai? Dice lei. Io bene, grazie. E te? Bene, sono partita adesso, quindi arriverò fra un paio d'ore. Tu sei lì? Faccio riferimento alla data e la sottolineo, 20 settembre 2009. No, Moruccio, non ci sei stasera? Risponde Annina. No, immagino. Vado alla pagina seguente. Nell'ultima pagina dice, vi siete, dice la signora Bonasia, vi siete divertite, ok, tanto, ma chi eravate? Tante, risponde Annino. Chi c'era? Annina? Beh, un bel casino. Riso lieve. Ah, ok, sì, bello però, bello, un bel po' di gente, E tu invece? Poi prosegue, tanto sarei dovuta tornare a casa, dice lei, rispondendo a una sollecitazione della signora Annina, quindi non mi conveniva stare a venire a ieri sera. Ah, ho capito, stasera quindi chi c'è? Non lo sai? Non lo so, guarda, non ho idea. E quindi vi siete divertite? Sì. Fa riferimento alla serata del 19 settembre e qui c'è un passaggio in cui lei dice di non essere andata perché sarebbe dovuta tornare a casa e non avrebbe potuto rimanere a dormire lì. Allora... Sì, scusi, no. È testuale, Ecco, io non trovo l'indicazione che la signora avrebbe detto che sarebbe dovuta andare a dormire lì, può darsi che No, sia sfuggita. tanto sarei dovuta tornare a casa, Sì. Quindi non mi conveniva stare a venire a ieri sera. Sì. È in fondo alla pagina 13 Sì. e 31. Certo, ecco, io dalla lettura di questo passaggio... Glielo chiediamo a lei. Sì, certo, ma però, scusi, la posizione era nel senso che sono procuratore e dava un'interpretazione che a noi non pareva, non pareva Sentiamo. congrua rispetto alla telefonata. Poi c'è un'altra circostanza, a me non pare che ci sia nessuna rilevanza di natura processuale sul fatto se la signora si è fermata mai a dormire ad Arcore o meno, perché qui non è che stiamo disquisendo. Glielo spiego la rilevanza se vuole. Sì, adesso io intanto faccio l'opposizione, poi lei la spiegherà, nel senso che noi non crediamo che le abitudini di fermarsi a dormire o meno siano parte di questo processo.
Allora esplico la domanda, signor Presidente, mi autorizza? No, non è il caso, perché Prego. il Tribunale vorrebbe garantirsi le genuinità delle risposte e quindi invitiamo la testimone a dare una sua spiegazione del contenuto della conversazione telefonica. Riguardo a quest'ultima cosa, semplicemente ho detto che sarei tornata a casa nell'eventuale invito a fermarmi come ospite in villa, perché l'invito c'è stato altre volte, però magari in particolare quella volta avevo un impegno e sarei dovuta tornare a casa, semplicemente. Benissimo. Le risulta che talune delle ragazze fossero pagate per rimanere a dormire ad Arcore e trattenersi in intimità con l'onorevole Berlusconi? Per intimità intendo intimità sessuale? No. Non le risulta? No. Questo quindi vale anche per lei, lo Certo. dico, nella maniera più assoluta. Benissimo. Faccio riferimento alla telefonata del 21/9/2010, progressivo 682, intercorsa tra la signora Bonasia, utenza intercettata, e il fratello Bonasia Stefano. E le faccio riferimento dall'inizio. Ciao amore. Scusi, Prego, progressivo, signora. non abbiamo sentito. 682. 682. 21 settembre 2010, 10:01 52 secondi. Interlocutori: Bonasia Roberta, Bonasia Stefano. Ricordiamoci la domanda che avevo fatto prima, perché è su questo che avviene la contestazione. Ciao amore, stai lavorando? Dice la signora Bonasia. Sì, sono qua, non ho fatto un cavolo ancora. Ma dove sei? A San Mauro. Pensavo tu tipo stessi dormendo. Tu? Risponde la signora Bonasia. Io sono tornata a Risolieve stamattina alle 9, sono venuta a lavorare invece che alle 8 perché sono arrivata, mi sono fermata a dormire lì, ovviamente. E come hai fatto? Mi fermo qui, perché poi c'è tutta una prosecuzione della intercettazione. Lei si riferisce a che cosa quando dice che si è fermata a dormire Mi lì? sono fermata a dormire lì a Milano. A Milano o ad Arcore? A Milano. Quindi lei esclude che il Sì, riferimento non ho mai dormito fosse... ad Arcore, lo ribadisco. Benissimo, proseguo. E come hai fatto, Roby, e come ho fatto stamattina alle 6:30, l'autista mi ha accompagnata, presto mi ha accompagnato, solo che poi per venire a Torino c'era traffico, sono venuta a casa, ho preso la macchina e sono venuta a lavorare alle 9. Gli ho detto che mi si era fermata la macchina e quindi, ma pensa te, che bordello, non posso fare sta vita, minchia, è veramente un incubo, non ho dormito niente, ho proprio fatto l'after, anche perché poi ieri sera arrivo alle 8 lì e praticamente c'era una cena alla sua università con tutti gli imprenditori, c'era anche, cioè praticamente era organizzata da Santo Versace. Poi prosegue nella pagina seguente, vorrei saltare dei passaggi palesemente irrilevanti e arrivare alla fine della pagina seguente, dove Roberta dice: abbiamo finito che era mezzanotte e mezz'una, minchia, e poi da lì, figurati, da lì finita l'università, va bene, la cosa ufficiale, arriviamo lì a Milano e siamo stati lì, abbiamo fatto festa con le ragazze, c'era anche qualcuno che c'era a cena, un macello, uomo, che siamo andati a dormire, che erano... Ma dove? A casa sua? Sì, a casa sua. Adesso non so, io non mi sono fermata a dormire lì, c'era stata questa cena all'università, dopo si è andata a bere qualcosa all'interno di Arcore, poi si è fatta una certa ora, io sono tornata a dormire a Milano e da lì mi ha messo a disposizione un autista per tornare a Torino semplicemente alle 8 del mattino e poi sono andata a lavorare sul mio posto di lavoro alle 9. Io le ho letto un passaggio, signore, e le ho fatto una domanda. Lei conferma la sua risposta, sostanzialmente, di non avere dormito lì. No. Lei poi, alla fine... Prego, signor Presidente. L'autista mi ha messo a disposizione l'autista. Chi? Da casa mia... Chi? Il Presidente. Mi ha messo L'onorevole Berlusconi? Siccome sapeva che io ho problemi di spostamenti perché non ho la macchina, mi ha aiutato, non avevo la macchina qua a Milano, mi ha dato a disposizione un suo autista che mi accompagnasse da casa mia a Milano fino a Torino. E casa sua a Milano dove sta? Dove sta? No, casa mia, sono ospite da un'amica, ho dormito a Milano e mi ha messo a disposizione un autista che mi accompagnasse a Torino. E chi è questa sua amica? Dove lei ha dormito quella sera? Non è inerente a questo... Ho capito, io le faccio una domanda, se ce lo vuole dire. Dove ha dormito quella sera? Da una mia collega che ha fatto uno spettacolo con me di musical in teatro, un'amica, una conoscenza. Non si ricorda il nome? Sì, si chiama Camilla. Camilla e di cognome... Scusi, parliamene al microfono. Non ricordo adesso il cognome.
Mi ha ospitato un po' di volte a Milano, perché quando venivo qui non avevo piacere, cioè non potevo dormire fuori, mi ha ospitato a casa sua. Ora non ricordo il cognome, ma è un'amica che ha lavorato con me, una collega, una ballerina. E l'indirizzo di questa sua amica che lavora con lei? Abita un po' in periferia, adesso non mi ricordo. In che zona? Non so dirle l'indirizzo preciso, posso preoccuparmene. La zona? La zona è in periferia a Milano. Ma la periferia è di un po' Milano. grande, non so dirle l'indirizzo, vabbè. Ma la zona? Nord, sud, est, ovest? Delle Milano periferie? Nord, Milano Nord. Milano Nord. Sì. Posso, Presidente? Prego. Quando lei mi autorizza. Prima le ho chiesto se era stata mai sollecitata a reperire e portare delle ragazze hardcore. Lei ha detto si è trattato di uno scherzo, al Presidente Sì. piacciono le signore, le donne, era una battuta. Lei ha mai chiesto a suo fratello di reperirle delle ragazze per esaudire una richiesta dell'onorevole Berlusconi? Sì, può essere che ci siamo trovati a parlarne, ma non è mai successo comunque. Proseguo quindi nella lettura della Guardi, stessa... faccia così. Sì. Si volga verso di noi quando risponde. Ok. Grazie. A questo proposito, su questo specifico punto, le do lettura della stessa intercettazione che ho iniziato a leggere. Sì. È sempre la stessa, sta parlando col fratello. Roby, ho detto sì, Roby è come ha scritto nella trascrizione. Sì, ma non posso, gli ho detto, ho proprio degli impegni, poi mi fa, no, se devi andare vai pure, non ti preoccupare, e poi gli ho detto che appunto ascolta, mi devi aiutare, devo trovare delle ragazze da portare lì. Perché adesso, sabato e domenica, lui oggi va a Roma, oggi pomeriggio. Poi sabato e domenica devo tornare, torna su, siccome mi aveva chiesto quelle ragazze, però sabato e domenica mi aveva chiesto quelle ragazze, io gli ho detto che io i numeri ero riuscito a prenderli, dice il fratello, quindi mi servono, gli ho detto, 3 ragazze. Sì. Quindi Ripeto, il magari tono, adesso perché le intercettazioni vanno anche ascoltate, Esatto. ma si capisce anche dalla lettura, non pare essere scherzoso. Lei stava scherzando anche con suo Sì. fratello? Sì, assolutamente. Quindi- Era una conversazione, cioè non aveva nulla di serio, anche perché poi nella pratica non ho portato nessuna ragazza e si parlava così. No, ma non abbiamo capito, scusi, cos'è lo scherzo? Cioè, non è vero che l'onorevole Berlusconi le aveva chiesto di portare a casa È sua vero, 3 Me l'ha ragazze? chiesto in modo scherzoso l'onorevole Berlusconi. Io con mio fratello ne ho parlato di questa discussione, ma non... E lo scherzo con suo fratello non abbiamo capito Ma lo qual scherzo era lo non c'era, non scherzo. c'era un tono scherzoso, ma era una discussione senza nessuna... non aveva un fondo di serietà, insomma, era una discussione per telefono normalissima. Cioè. Sempre con riferimento al fatto che lei si sia trattenuta a dormire ad Arcore non nell'ottica della vita privata, ma sempre in riferimento all'eventualità che si siano svolti incontri in intimità con l'onorevole Berlusconi retribuiti in denaro, proseguo nella lettura della stessa intercettazione, pagina 22 di 31, Roby, e poi abbiamo fatto... Prego. Chiedo scusa, che la ragione perché ha esplicitato il suo procuratore è emblematica della confusione che c'è tra l'altro processo e questo processo, cioè le problematiche di eventuali serate di intimità sono oggetto del processo parallelo. Allora domanda più che legittima in quel processo, ma che non c'entra nulla con il capo di imputazione nei confronti di Silvio Berlusconi. La domanda è ammessa in relazione al secondo capo di imputazione. Prego Pubblico Ministero di appure lettura. Grazie signor Presidente. E poi abbiamo fatto Roby, e poi abbiamo fatto un po' serata lì a Milano e c'eravamo tutti quanti, cioè NTZ, un suono, senza da passare, fratello, ma eravate a Milano sempre a casa sua? A casa sua, sì, nel suo locale sotto casa, risollievo, uomo ride, Roby, come al solito, poi siamo andati a dormire, ma lui stravolto, poi eravamo io, lei e io, un'altra, io, lui e un'altra, quindi anche lì, cioè nel senso, sì, poi qualcosa gli ho detto, poi ti dico, però no. Allora signora, sembra potersi vincere dal senso della sua intercettazione che lei abbia dormito con l'onorevole Berlusconi, addirittura con un'altra signora. Lei conferma che non è mai accaduto? C'è opposizione del Movimento su questa specifica domanda, perché anche in relazione all'indicazione data poco fa dal Tribunale
il capo B dell'imputazione si ferma a domenica 2 maggio 2010, quindi il signor procuratore sta facendo delle domande che riguardano epoca successiva e fatti che non c'entrano nulla con il capo B. Grazie Avvocato, il Tribunale ha già disposto su questa eccezione, ci si riporta. Risponda per piacere alla domanda del pubblico Qual era la ministero. domanda? Lei insiste nel negare, a fronte di un passaggio che ci pare esplicito, che ha mai dormito Io con il Presidente non ho mai dormito. ad Arcore. Ad Arcore non ho mai dormito. Lei ha ricevuto denaro dall'onorevole Berlusconi? Assolutamente no. Non ha mai ricevuto denaro dall'onorevole Berlusconi. Pagina 23, proseguo nella lettura della stessa intercettazione, quindi stesso progressivo, stessa data e via dicendo. Robi. E Scusi, pubblico ministero, lo interrompiamo prima di andare avanti. Ci deve spiegare perché allora diceva suo fratello, sembra di capire, che ci aveva dormito. Io non ho dormito mai col Presidente. Ma la domanda è Non ho diversa, dormito questo neanche l'abbiamo mai ad capito. Arcore. Questo l'abbiamo capito, l'ha ripetuto più volte, ma perché diceva suo fratello che aveva dormito invece ad Arcore? Mi ha detto che probabilmente si sono fermate altre persone a dormire ad Arcore, ma io sono tornata Guardi, a quello casa. che ha detto è stato registrato e quindi non c'è dubbio di sorta, capito? Se vuole il pubblico ministero dare rilettura solo del breve passo da ultimo letto, in modo che possa risentirlo ancora, ascolti bene. La pagina è la 17 di 31. Non ho capito, avvocato, scusi. Quella che dice. Sì, ha ragione. La ringrazio. Roby, e poi abbiamo fatto un po' di serata lì a Milano e c'eravamo tutti quanti, cioè un suono NTZ senza da passare. Ma eravate a Milano sempre a casa sua? A casa sua, sì, nel suo locale sotto casa, riso lieve, ride, fratello, Roby, come al solito. Poi siamo andati a dormire ma lui stravolto. Poi eravamo io, lei e un'altra, lui e un'altra. Quindi anche lì, cioè nel senso, sì, poi qualcosa gli ho detto, poi ti dico, però non ho. Un po' confusionario, però sì, si capisce un po' poco. Vabbè, comunque. Secondo me è molto chiaro, però dica, risponda alla domanda che le ha fatto il Tribunale. Ribadisco di non aver mai dormito col Presidente. Questo l'abbiamo capito. Può essere che, non so, mi sono sbagliata io a parlare o ci deve essere. Magari è stato un errore mio, cioè volevo dirgli che tornavo a casa, gli ho detto ci siamo fermati a dormire, mi sono fermata a dormire a Milano, intendevo, cioè magari c'è stato un fraintendimento in questo senso. Grazie signor Presidente. La seconda domanda che gli avevo fatto era se aveva ricevuto dei denari dall'onorevole Berlusconi e lei ha detto di no. No. Corretto? È corretto? Sì, è In corretto. sintesi? Faccio riferimento alla medesima intercettazione, a pagina 23, in fondo sono gli ultimi due righi, Roby, e poi, anzi partiamo dal rigo prima, così si capisce, Roby, e là mi ha richiesto, e io avevo detto che appunto quanto mi serviva, uomo, problemi, sì, e poi mi ha dato una busta e mi ha detto, questo è il contributo per il tuo negozio. Per il tuo negozio, cioè mi ha detto, per il però mi ha chiesto di nuovo di quanto avevo bisogno e quindi uomo hai capito? Uomo, e quanto e poi dopo mi ha dato, nella busta mi ha dato quello che c'era le altre volte. Uomo, Allora, io intanto mi riferivo al fatto che non ho mai ricevuto soldi per prestazioni sessuali. Lui mi ha voluto dare un aiuto perché io stavo intraprendendo un'attività commerciale con mio fratello e quindi mi ha detto mi ha dato un suo contributo per questo negozio che avremmo dovuto aprire insieme. Ecco, io per la verità le avevo chiesto se lei aveva mai ricevuto soldi. Ma pensavo il suo riferimento. Lei ha interpretato forse Sì, ho interpretato in questa maniera. Benissimo. Torniamo al discorso delle ragazze, signora, cioè della sua eventuale interessamento al reperimento di ragazze da portare alle feste di Arcore. Lei ha detto che era uno scherzo, è corretto? Era una cosa. Quindi se ne può dedurre che lei non abbia mai contattato nessuno? Non ho mai contattato nessuno, non ho mai portato nessuno. Non abbia mai chiesto numeri di telefono al fine di portare ragazze ad Arcore? Non ho mai. Ha mai chiesto numeri di telefono a ragazze da condurre? Assolutamente no. Benissimo, signora.
Pagina 24 di 31, è la stessa intercettazione utilizzata poc'anzi. Roby, e poi lui mi ha detto, t'avevo detto di recuperarmi delle ragazze e non sei riuscita a fare niente, cioè m'ha trattato un po' così, mi fa, sospira, cioè perché voleva spronarmi un po', gli faccio, non è vero, te li ho presi i numeri, no? Gli ho detto, uomo, che è il fratello, Roby, ho detto, te ne ho presi di 3 ragazze, ma perché le altre facevano schifo, sono 3 ragazze ma di alto livello, gli ho detto, uomo, poi magari gli puoi anche, Roby, e mi fa, sabato portamele, perché perché quindi le vuole, dice Roby, Roberta Bonasia, le vuole sabato e domenica almeno. Uomo, vabbè, ma tu gli hai detto che portarle lì è un casino, cioè, Roby, cioè m'ha detto, adesso vediamo, dai, uomo, Roby, mi ha detto, tu digli che si paghino il viaggio fin qua, no, digli che gli paghi, mi ha detto, digli che gli paghi tu il viaggio, fino a qua e poi ci penso io, hai capito? Roby, tra me, te e Fede, c'è l'accento, se no sembrerebbe Fede, Fede dice, poi ci dirà chi è, sai, magari, certo, sì, perché lui poi gli piacciono ste cose, no? Quindi, e allora poi gli devi imbastire, vabbè, poi stasera. Vedo che sorride, signora, non c'è niente da sorridere. Non sto sorridendo, si sto diverte pensando... con quello che può, ma c'è sempre opposizione, Presidente. Poi ovviamente il Tribunale continuerà ad ammetterle, ma almeno per il verbale, per i gradi successivi. Ma questa si sta domandando alla Teste se si è interessata per portare delle ragazze in quel di Arcora. È assolutamente incomprensibile che cosa c'entri con il capo di imputazione, salvo che non stiamo facendo un'indagine sulla Testa, ecco, o stiamo facendo l'altro processo, perché questo a noi pare assolutamente incomprensibile. Io mi sono anche ritirato fuori il capo di imputazione, ma continuo a non trovare traccia delle ragioni per le quali si consenta al signor procuratore, che legittimamente, visto che il Tribunale glielo consente, continua a fare domande che sono completamente scollegate dall'oggetto della causa. Con il suo consenso, Presidente. L'ordinanza ribadita in ordine a questa questione che abbiamo più volte sollevata oscilla tra un dato formale che si può così compendiare. Sono testi che sono stati ammessi sui capitoli di prova e quindi così. Allora, per quanto riguarda la Bonasia, le circostanze indicate dal pubblico ministero sono esattamente queste. Sulla partecipazione alle serate presso le residenze di Silvio Berlusconi, in particolare in Arcora, sui rapporti con Silvio Berlusconi, Minetti Nicola, Mario Dario, Lele e Fedele Emilio, e sulla conoscenza e frequentazione di Karima El Marug. L'ultima parte sulla frequentazione e conoscenza di Karima El Marug noi non siamo mai intervenuti perché è un tema generale. Il principio di buona fede, a cui noi siamo tenuti, noi avvocati ci teniamo abbastanza, è che sulle partecipazioni di serate presso le residenze siano da ritenere in relazione normale con il capo di imputazione, perché è vero che il capo di imputazione, così come è articolato, dice guardate che la concussione, per esempio, è stata posta in essere per evitare, come si può leggere qui, per evitare, traendone un debito vantaggio, che la sua fuoriuscita dalla sfera di controllo della Marug potesse riferire del reato di quel capo che segue, che è il capo e comunque della risalente frequentazione, nonché di altri ritirati episodi di prostituzione verificatisi nella sua dimora privata in Arcore, fatti di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di recare no commento alla sua immagine di uomo pubblico. Prima, non dopo. E allora noi noi difensori siamo caduti in un inganno, perché quando il Tribunale ammette i testi del pubblico ministero su questo capitolato, noi avremmo dovuto, con il principio del sospetto, dire prima o dopo la decisione del Tribunale, ovviamente circoscritte a capo di imputazione. Ma siccome le testimonianze sono per definizione circoscritte a capo di imputazione,
Da qui la nostra forse noiosa insistenza. Grazie Presidente. Il Tribunale ha già provveduto più volte su questa questione. La prego di ridare lettura della parte dell'intercettazione, perché a questo punto anche il Tribunale se l'è dimenticata. Prego. Provvedo subito, Presidente. Uomo, bene, siamo a pagina 24, E poi, dice Bonasia, lui mi fa, t'avevo detto di recuperarmi delle ragazze, non sei riuscita a fare niente, cioè mi ha trattato un po' così, mi fa, sospira, cioè perché voleva spronarmi un po', gli faccio, non è vero, te li ho presi i numeri, no? Gli ho detto, uomo, ho detto, te ne ho presi di 3 ragazze, ma perché le altre facevano schifo, sono 3 ragazze ma di alto livello, gli ho detto, uomo, e poi magari gli puoi anche, e mi fa, sabato portamele, perché? Perché quindi le vuole sabato e domenica almeno, uomo, vabbè, ma tu gli hai detto che portarle lì è un casino, cioè mi ha detto, adesso vediamo, dai, mi ha detto tu digli di che si paghino il viaggio fin qua, no, digli che gli paghi, mi ha detto, digli che gli paghi tu il viaggio fin qua e poi ci penso io, hai capito? E si può anche imbastire un discorso così di lavoro se lui c'è, tra me, te e Fede, sai, magari, certo, sì, perché poi gli piacciono ste cose, no? Quindi? Prego, risponda. Sì, io non ho mai portato nessuna ragazza ad Arcora, questa è la mia risposta. Lei, posso Presidente? Ma lei si è mai interessata per esaudire una richiesta del Presidente? Che differenza fa? No, la differenza gliela Non domando può io. interloquire in questo ho modo col conosciuto- pubblico ministero. Ok. È pregato di rispondere alle Scusi, domande. Chiedo scusa. Ho conosciuto diverse ragazze, avendo fatto Miss Italia è normale che eravamo solo ragazze, quindi ne ho conosciute tante. Non ho preso nessun contatto specificatamente per portarle ad Arcore, cioè ho conosciuto diverse ragazze ma nessuna di queste è venuta ad Arcore. Ma e allora, E signora, non mi scusi, sono interessata prego. di portarle ad Arcore. Scusi signora, vogliamo capire, ma allora perché ne parla con suo fratello al telefono, scusi? Ne parlo con mio fratello perché ho conosciuto diverse ragazze, c'era la battuta di lui, cioè la battuta, il tono scherzoso con lui di portare le ragazze, portami qualche ragazza, ne ho conosciute diverse e si parlava con mio fratello. Ma non... Però qui c'è un riferimento anche a giorni specifici, sabato e domenica, alle modalità di retribuzione delle ragazze. Lei avrebbe dovuto pagargli il viaggio e poi presumibilmente Berlusconi avrebbe dovuto dare un altro tipo di compenso. Lo si è letto testualmente, non è un'interpretazione. Qui c'è una posizione di diverso tenore. Le domande che vengono rivolte non possono essere rivolte perché pretendono una risposta che potrebbe incriminare la teste, al minimo per favoreggiamento della prostituzione, e quindi come tale sono inammissibili secondo il nostro ordinamento, questa insistenza nel chiedere le circostanze che sono state dedotte. Le domande è ammessa perché ha detto che comunque non erano remunerate, non si capisce questa eccezione, avvocato. No, allora gliela spiego meglio perché mi sono Prego. forse confuso. Io sono procuratore della Repubblica, sono senz'altro sempre confuso. Ha detto che si parla anche delle retribuzioni di chi porta queste ragazze, di chi paga, una parte la paga qualcuno, l'altra parte la paga qualcun altro. E non credo che abbia avuto interesse ad avere conoscenza di quella che è la struttura dei rapporti con le società di navigazione piuttosto che con i treni. E quindi la domanda qui è rivolta in maniera tale che se una persona rispondesse sì, mi sono interessato, non scapperebbe da una possibile incriminazione per favoreggiamento della prostituzione, secondo quanto la giurisprudenza ha deciso essere il favoreggiamento della prostituzione. Ed è inutile dire che tanto ha risposto che non l'ha fatto, perché non è a seconda della risposta che si dà che si può decidere se una domanda è ammissibile sotto il profilo che io ho sottolineato. Ho fatto ancora più confusione, ma non credo, e credo che il Tribunale vi ha compreso esattamente. Grazie, avvocato. Avvocato Ghedini, vuole dire qualcosa anche lei? No, Presidente, grazie, basta così. Prego, risponda. Quale domanda? Se ho portato delle ragazze... No. Se mi sono interessata... Non rifaccia la domanda al pubblico ministero perché l'opposizione ovviamente ha interrotto e la testimone deve essere messa in grado di comprendere bene a quale domanda deve rispondere.
Il collega le ha letto una intercettazione telefonica tra lei e suo fratello, quindi spieghi le ragioni per le quali lei dice a suo fratello, gli riferisce un discorso fattole dal Presidente: te ne ho presi di 3 ragazze i numeri perché le altre facevano schifo, sono 3 ragazze ma di alto livello. Spieghi il senso di questa frase che lei riferisce nel corso della telefonata a suo fratello. Ok, poteva essere anche una bugia, nel senso che l'ho raccontata per questioni di comodo. Magari non ho preso nessun numero, non ho avuto nessun contatto con le ragazze per portarle da lui, e quindi poteva essere una bugia detta a fin di bene. Per quale ragione doveva raccontare una bugia a suo fratello? No, io mi riferisco alla bugia raccontata riguardo al fatto che ho preso dei numeri di telefono. Perché allora nel corso della telefonata lei non fa riferimento ad una verosimile bugia che ha riferito al Presidente Berlusconi? Perché potevo dirglielo di persona e non per telefono. Perché? Potevo dirglielo di persona e non per telefono. Perché? Perché aveva timore di non dirlo per telefono? Perché magari per telefono non ho piacere di raccontare tutto e glielo dico di persona, visto che l'avrei visto da lì a poco. Suo fratello dice: tra me, intendendo lui fratello, te intendendo lei perché era l'interlocutrice, e Fede. Siccome lei risponde certo certo, vuol dire che capisce chi è quel Fede. Chi è? Fede, la ragazza di mio fratello, Federica. E quindi perché lei dice questa frase? Io ora non ricordo, cioè è passato del tempo, abbiamo parlato Allora, di si può discussione al telefono. imbastire, allora suo fratello dice, dopo le probabili bugie che lei dice a Berlusconi, perché si può imbastire un discorso così di lavoro tra me, te e Fede, che oggi sappiamo che è la fidanzata di suo fratello. Sì. Quindi perché fare questo discorso nel Magari contesto di quello che lei riferisce a suo fratello, che aveva riferito al Presidente Berlusconi che aveva preso 3 numeri di telefono perché le altre ragazze facevano schifo? Mi riferivo a un altro discorso, a me, Federica e Stefano. Cioè non era un discorso inerente alle ragazze, non c'è nesso, non c'è connessione tra le due cose, probabilmente parlavo di qualcos'altro. No, forse lei non si ricorda, ma il collega già le ha lette 2 volte, ma siamo disponibili a leggerle anche 10 volte, okay. Che poco prima del discorso da imbastire lavorativamente, lei dice che potevano necessariamente riferirsi alle ragazze? Mi ha detto, riferendosi al Presidente, tu digli che si paghino il viaggio fin qua, digli che gli paghi, fino a qua, poi ci penso io, hai capito? Immediatamente dopo suo fratello dice, si può anche imbastire un discorso di lavoro tra me, te e Fede. Quindi, E poi la telefonata... Scusi, e poi la telefonata come va avanti? Magari no, mi lei riferivo a qualcos'altro. Lei mi spieghi perché fate questo discorso del lavoro a 3? No, vada avanti nella lettura della conversazione, lo Magari chiede dopo. ed è bene andare avanti perché... Subito dopo lei dice, certo, perché lui poi gli piacciono ste cose. No, poi scusi, poi continua, c'è un'altra frase ancora, magari a questo punto così definisce il ragionamento, poi dopo c'è il finestrino, vede, dopo non c'entra più, magari se definisce... No, che cosa? Cos'è il finestrino? No, se finisce il ragionamento, vede, poi invece c'è... No, però così si dà già vedo, forse si sente più sollevata quando guarda verso di voi e non il banco dell'accusa. Io questo non è tollerabile capire. Lo posso capire, lo farei anch'io, avvocato. Sta di fatto che è meglio che risponde e poi se ci sono delle opposizioni ha tutto il diritto di farlo. No, ma scusi, ma mica può rispondere ma dell'opposizione, mi ne faccio una questione formale col suo consenso. Io non credo che il sostituto procuratore della Repubblica, l'aggiunto dottoressa Boccassini, possa permettersi di fare queste osservazioni nei confronti di questa difesa. Devo ricordare a tutti, ma non certamente al Tribunale, che nelle svariate, lunghe udienze che si sono avute, con diverso sostituto della Procura della Repubblica, cose di questo genere non sono state non solo dette, ma nemmeno mai pensate.
e quindi io devo lasciare questa traccia nel verbale di questa udienza. Bene. Intanto la signorina, che vedo che sorride, un po' sorride, quindi vuol dire che questa cosa non ha turbato minimamente ed è quello che alla fine conta. Sì, sento tante assurdità allora. Bene. Se può, per piacere, rifare la domanda. La domanda è stata ben posta alla dottoressa Boccassini. Non credo che la testa se la ricordi, perché con queste interruzioni... E gliela ripeto. Microfono però. Assolutamente, Presidente, mi pongo di fronte al microfono. Vado a pagina 24, così gli leggo tutto il bando. Bene, e poi lui mi fa, l'avevo detto di recuperarmi delle ragazze, ma sei riuscita a fare niente? Cioè, mi ha trattato un po' così, mi fa, cioè perché voleva spronarmi un po', gli faccio. Non è vero, te li ho presi i numeri, no? Gli ho detto, questa è lei, signora Bonasia. Suo fratello risponde, e lei dice, ho detto, te ne ho presi di 3 ragazze, ma perché le altre facevano schifo. Sono 3 ragazze, ma di alto livello, gli ho detto, ride suo fratello. E poi magari gli puoi anche, Roby, e mi fa, sabato portamele, perché perché quindi le vuole, dice lei, le vuole sabato e domenica almeno. Uomo, va bene, ma tu gli hai detto che portarle lì è un casino, cioè Roby? No, cioè mi ha detto, vediamo dai, mi ha detto, tu digli mi ha detto, dice lei, tu digli che si paghino il viaggio fin qua, no, digli che gli paghi, mi ha detto, digli che gli paghi tu il viaggio fino a qua e poi ci penso io, hai capito? Sì. Può anche imbastire, dice il fratello, si può anche imbastire un discorso così di lavoro se lui c'è, tra me, te e Fede, sai, magari, certo, dice Roberta, certo, sì, perché lui poi gli piacciono ste cose, no? Quindi, fratello, e allora poi gli devi imbastire, vabbè, poi stasera. Allora, signora, lei si domandava qual è il senso di questo discorso? In cui Io ho solo riportato a mio fratello una discussione avuto col Presidente, cioè ho parlato col Presidente di queste cose e ho riportato a mio fratello quello che avevo detto, poteva essere la verità, potevano essere delle bugie. Io non ho portato poi nessuna ragazza ad Arcore, cioè potevo aver raccontato una discussione avuta col Presidente che magari erano cose che non avevo fatto realmente, che magari lui avrebbe voluto che io avessi fatto, ma che in realtà poi alla fine non ho fatto. Quindi era una discussione... Ma perché non ci dice come stanno le cose? Scusi, magari, perché la cose... conversazione è la sua, parla lei, okay, ci dica, il Presidente, io ho detto l'onorevole Berlusconi, le aveva chiesto di portare delle ragazze ad Arcore? Sì, in tono scherzoso, va bene, comunque me l'aveva chiesto. Alla fine non ho portato nessuna ragazza, cioè il dato di fatto è che io non ho portato nessuna ragazza. Va bene, e quando parla con suo fratello e fa quei tipi di ragionamento? Ho riportato la discussione che ho avuto col Presidente. Com'è andata? Cosa ti ha detto? Basta, ho riportato la discussione. Ma una discussione reale, non una discussione che non è mai avvenuta? Una discussione che c'è stata. No, non è mai avvenuto che io ho portato le ragazze ad Arcore, appunto. Signora, lei ha mai parlato con Lele Mora della sua frequentazione con il Presidente Berlusconi? Lui ne era al corrente, sì. E a che titolo? Perché Lele Mora ne era al corrente? Perché, non so, qualcuno gliel'aveva detto. Lei ha mai visto nelle serate in cui ha partecipato alle feste, alle scene di Berlusconi, Lele Mora presente a casa No, di Berlusconi? presente no. Cosa vuol dire qualcuno gliel'avrà detto? Infatti, Gliel'ha detto lei o se no, se qualcuno gliel'ha detto, Sì, come fa a sapere che gliel'hanno detto? Gliel'ho detto io al telefono. Ecco, sarei tornato infatti sul punto, cioè chi ha informato Mora? Gliel'ho detto io al telefono. Gliel'ha detto lei. Certo. E per quale ragione? Mi chiedeva dove fossi, gli ho chiesto dov'ero. Lei è mai stata in Sardegna presso una residenza dell'onorevole Berlusconi, Sì. segnatamente Villa Sì. Certosa? Sì. Per quanti giorni? 2 o 3 giorni. Quindi ha dormito in quel Sì, caso? sì, lì sì. Presso la residenza? Residenza, sì, Villa sì, Certosa. perché ero sua ospite. In che periodo siamo? Anche lì, agosto, fine agosto, mi sembra. Agosto, fine agosto del 2010, le Sì. domando? Lei ha avuto modo di parlare con Lele Mora di questa sua permanenza in Villa Certosa prima di recarsi lì? No, prima di recarmi lì no. Dopo? Sì. O durante? Durante. Durante.
E lei ha ricevuto consigli da Lele Mora su come comportarsi durante la permanenza in Villa Certosa? Non avevo bisogno di consigli da Lele Mora. Però Presidente, anche questo fa parte dell'altro processo. Adesso se vogliamo forzatamente chiedere cose che non c'entrano nulla col capo di imputazione, siamo ad agosto, siamo dopo il caso Ruby, siamo addirittura da un'altra parte, non sono contestate le cene. La domanda è ammessa, prego. Le avevo detto, le avevo domandato se Lele Mora le aveva dato dei consigli su come comportarsi. No. Faccio riferimento al progressivo 1824, utenza intercettata da Dario Mora, intercettazione del 13 agosto 2010. Gli interlocutori sono Mora Dario e Bonasia Roberta. Progressivo, scusi, l'ha detto. Io lo dico subito, 1824. Quando siete pronti. Prego. Allora, è una conversazione piuttosto lunga, prendo a leggere da pagina 31. Roberta, mi dispiaceva perché ci tenevo a venire con voi, poi ho detto Dani, senti, io comunque così e cosà, mi ha detto no, ma vai tranquilla, tanto comunque mi ha detto che l'ha detto a te lui, ci ha pensato lui e quindi sì, quando partite? Domani? Domani mattina, sì, stasera mi vengono a prendere, praticamente viene una macchina a prendermi, Lele, benissimo, Roberta, e mi fermo lì e poi domani mattina partiamo direttamente da lì, sì. E mi fermo lì, poi domani mattina partiamo direttamente da lì, sì. Certo, vedrai che bene che stai, Lele. Roberta ride, veramente? Anche perché lì ti sembra, non potrei desiderare di meglio, sembrerà di andare nel paese, nella Dove, lì nella casa di Michael Jackson, hai presente? Ah, addirittura sì, perché c'è di tutto, tesoro. Neverland, sì, Neverland, prosegue la conversazione, in fondo dice Lele, vabbè, poi dobbiamo anche quindi possiamo capire un po' di cose, muoversi per tutto, dice Lele. Roberta, se tu fai il 16 sera ed il 17 ci mettiamo d'accordo e ti porto io lì, o andiamo da qualche parte, vediamo. Sì, va benissimo Lele, tanto così parliamo bene di tutto. Bravo, infatti, con calma ci mettiamo lì e parliamo, va bene. Lele, me lo saluti, tanto hai capito, poi le leggerò altre cose. Di cosa state parlando lei e Lele Mora e a che cosa vi riferite nel dire dobbiamo parlare di tutto, visto che lei stava andando a Villa Certosa? Penso riguardasse questioni di lavoro, siccome avevo cominciato il rapporto lavorativo con lui, probabilmente ci stavamo riferendo a qualche discussione di lavoro, appunto. Bene, si ricordi che le avevo chiesto se Lele Mora le aveva dato dei consigli in riferimento alla sua permanenza presso Villa Certosa. Lele, se vuoi fare una cosa divertente, sì, visto che sarai là, diciamo, l'infermiera ufficiale, sì, devi fargli, anche lui mi ha detto così, devi fargli uno scherzo, devi prenderti su, è quello che si misura la pressione, e poi devi prenderti su un camicio, sai, quelli da dottoressa, sì, da dottoressa con sotto niente, ovviamente. Ce l'hai quello? No, ride, va bene, dove, quando? Me lo devi andare a comprare oggi, dice Lele Mora, vallo, devo andare? No, vabbè, vado a comprarlo, sì, perché non ce l'ho, sì. Viene carino, però sì, dice Roberta. Lele, uno steto? Sì, metti lo stetoscopio, è vero, sulla camicina da infermiera e sotto le autoreggenti bianche. Guarda Lele, lo faccio, ti giuro che lo faccio, dai, non mi manca il coraggio, e poi prosegue. Allora, le avevo chiesto se c'erano dei consigli dati da Mora. È ovviamente una conversazione con tono scherzoso. È uno scherzo, quindi non è vero, cioè lei non ha ricevuto, è un tono scherzoso. Sono stata al gioco, mi ha chiesto di vestirmi da infermiera, siccome ho fatto l'infermiera professionale abbiamo intrapreso questa conversazione scherzosa. Per la verità la conversazione prosegue e lei dice devo fargli una visita privata per accertarmi del suo stato di salute. Lele, esatto, che deve essere assolutamente di alto livello, di buon livello. Lele, esatto, hai capito, vedrai quanto si diverte di una cosa del genere, da ridere, da morire. Sì, infatti, per quel che poco che l'ho conosciuto, dice lei, però so che sicuramente sta allo scherzo. Sì, infatti è divertentissimo, poi perché fai il finto malato?
e lei dice sì, fa il finto malato e lei dice sì, l'ha già fatto con me, quindi ecco va bene, proprio ieri sera, dice lei, dai va bene, allora ci sentiamo. E lei le dice, comunque impressione ottima, pazzesca, meravigliosa, meno male, grazie, devo dirti questi sono i commenti, bene, Lele, sono contenta. E lei le dice, si prevede un grande futuro per te, amore. A cosa si riferiva? Sempre un influente, sempre per la verbalizzazione, perché è il modo che almeno diamo atto della nostra esistenza in vita. No, ma ne date atto in maniera insistente, direi, perché fate pedissequamente la stessa eccezione. Lei fa pedissequamente le stesse domande. E il tribunale gliele ammette sempre, signor procuratore, e cosa Siamo dobbiamo fare? siamo tutti pedissequi. È il gioco delle parti, ahimè. Finché il tribunale gliele ammette. No, possiamo anche uscire. No. Dica Sentiamo. Sì. Si risponde, grazie. La domanda era quindi che futuro prevedeva per me? No, a Cioè, che titolo il cosa signor Lele Mora si interessa della sua permanenza a Villa Certosa, dando le indicazioni sul vestiario intimo che ella deve indossare e prospettandogli un futuro radioso in conseguenza della sua presenza a Villa Certosa? Questa è la domanda. A che titolo? Ci siamo sentiti come succedeva altre volte, gli ho detto che sarei stata qualche giorno a Villa Certosa e siccome, ripeto, sono un'infermiera, mi ha scherzosamente mi ha detto di vestirmi da infermiera. Il presidente è una persona scherzosa che spesso si scherza con lui, e niente, tutto qui, cioè, non c'era era una cosa detta così molto. Il futuro si riferiva probabilmente perché avevo fatto una buona impressione, ma nel senso che era una ragazza che magari poteva avere delle potenzialità, tutto qui. Benissimo. Lei conosce Salemi Daniele? Sì. Le risultano rapporti fra Salemi e Lele Mora? Detto da lui, sì. E che cosa le disse Lele Mora? Io l'ho conosciuto detto da lui, da Salemi, cosa sì. le disse Salemi è la domanda? L'ho conosciuto durante una selezione di Miss Italia e mi diceva che era un agente suo per il Piemonte. Quindi era un agente di Mora per Sì. il Piemonte. Benissimo. Senta, lei conosce, non riferisca al Tribunale, fatti acquisiti dai giornali, signora Bonasia. Lei conosce Elmarou Karima? L'ha conosciuta? Chi? Elmarou Karima, No, intesa no. Ruby. Non Mai l'ha vista. mai vista ad No, Arcore? no. Lei inizia ad Arcore dall'agosto. tra Sì, l'altro. esatto. Prima non era mai No. stata. Benissimo. Non ho altre domande, ci riserviamo. Salvo la referenza avvocativa, non abbia domande immediate. Alcune precisazioni. Lei ha detto che è infermiera professionale. Sì. Dove ha esercitato e per quanto tempo? Presso quale ospedale? Per 3 anni a Moncalieri, con servizio di cure domiciliari in provincia di Torino. Ma quando ha presenziato e poi è stata per le selezioni a Salsomaggiore, lei era infermiera in servizio? Avevo preso un anno di aspettativa, mi avevano concesso un anno di aspettativa durante il quale ho fatto le selezioni per Miss Italia. E dopo le selezioni per Miss Italia non ha più inteso o è tornata a fare l'infermiera? No, non sono più potuta tornare a fare l'infermiera perché sono stata richiamata dal collegio per alcuni titoli sui giornali dell'infermiera sexy uscita appunto da questa conversazione fatta in modo scherzoso, che mi ha rovinato un po' la vita professionale. Ho capito. Senta, quando lei a Lele Mora nell'ultima conversazione dice rispetto all'atteggiamento del Presidente del Consiglio che l'aveva già fatto come malato, e lo dice lei, perché lo riferisce a Lele Mora? Perché eravamo... Se vi rilegge solo il pezzettino, sì. ma proprio giusto il pezzettino in cui fa riferimento alla sera prima, perché forse Sì, quella sì, è la sì. parte. Me lo Certo, ricordo. quella volevo... Si sta parlando della visita. Lele Mora dice: vedrai quanto si diverte di una cosa del genere, da ridere e da morire. Infatti, risponde lei, per quel poco che l'ho conosciuto, però so che sarà scherzo, eccetera.
Devo trovare il pezzo, se no dobbiamo rileggere tutto e abbiamo la stessa. trovi il pezzo. Ecco, fa il finto malato. E lei Infatti verso di noi, sia gentile. Sì, l'ha già fatto con me, proprio ieri sera. Io le chiedo di spiegare al collegio perché dice che il finto malato il presidente Berlusconi l'ha già fatto e l'aveva fatto la sera prima di questa intercettazione telefonica che reca la data del 13 agosto 2010. Mi spieghi questa frase che lei pronuncia. Ora non ricordo precisamente, ma probabilmente la sera prima c'è stato un attimo nel quale abbiamo scherzato, lui magari avrà fatto finta di sentirsi male e ho bisogno della mia infermiera personale. È tutto sul tono sempre scherzoso. Potrebbe essere un riferimento di questo tipo, ora non ricordo precisamente, ma sicuramente così. Senta, lei il 19 settembre mi sembra che era presente, no? No. Lei la Loddo Miriam l'ha conosciuta? No. No, è la prima volta da me che sente questo nome? L'ho già sentito perché ha fatto qualcosa, penso abbia lavorato in televisione, ma non ho mai conosciuta di persona. Grazie. Prego le difese per il controesame. Sì, grazie Presidente, poche cose, signor Bonesi. Dunque, il signor procuratore le hanno chiesto, il procuratore sì, le ha chiesto se ha partecipato ad alcune serate, in particolare le hanno chiesto se ha partecipato alla serata dove era presente Chiara Danese e Ambra Battilana. Lei ricorda se aveva partecipato anche ad una serata un po' di giorni prima? Se io avevo partecipato a una serata un po' di giorni prima? Sì, quindi anche se va in tribunale. Sì. Ecco, quindi questa, secondo del suo ricordo, quando ha incontrato lì anche Chiara Danese e Ambra Battilana, era una seconda, terza, quarta serata in cui lei era stata lì ad Arcore, ricorda quante ce n'erano state? E, chiedo scusa, ed era già stata a Villa Certosa? No, a Villa Certosa non c'ero ancora stata ed era una delle prime serate in cui stavo ad Arcore. Avevo conosciuto da poco il Presidente. Quindi a suo ricordo la serata di Villa Certosa è successiva a quella dove ha incontrato Chiara Danese e Ambra Battilana? Sì. Senta, Licia Ronzulli e la Maria Rosaria Rossi, indipendentemente dalla serata in cui lei le colloca, ma le ha incontrate in qualche serata lì da Presidente? La Licia no, la Maria Rosaria Rossi sì. Maria Rosaria Rossi sì. Una serata, più serate? Un paio di serate. Un paio di serate. Senta, il suo procuratore le ha domandato se ha visto girare una statuetta di Priapo, cioè una statuetta con un pene di certe quali dimensioni. Ecco, lei ha già detto di non ricordarlo, ma lei è sicura che non siano stati magari da parte di qualcun altro degli atti anche che mimavano dei rapporti sessuali con un oggetto similare? C'era una tavola cioè io non ho visto questo tipo di scene. Può parlare al microfono rivolta verso di noi? Credo che il Tribunale le ha detto una cosa come 5-6 volte. A cena eravamo diverse persone, quindi io davanti ai miei occhi queste scene non le ho viste. Può essere che mi sia sfuggito, io non ho visto nessuna statuetta. La domanda è diversa adesso da parte del difensore. Le ha chiesto se ha visto qualcuno mimare qualche rapporto sessuale. No, non ho visto nessuna statuetta, quindi nessuno che mimasse queste cose rispetto alla statuetta. Va bene. Senta, la sera in cui c'erano Chiara Danese e Ambra Battilana, una delle due si è sentita poco bene? No, che ricordi io no. No. Successivamente lei ha incontrato alle selezioni di Miss Italia una di queste ragazze, tutte e due? Sì, tutte e due. Sì. Ha avuto occasione di parlare con loro? Sì,
qualche avuto volta. occasione di parlare della serata e di dir loro qualche cosa di questa No, serata? perché io dopo la serata poi loro non le ho più rincontrate, anzi no, le ho rincontrate a Salso Maggiore, ma eravamo in 2 gruppi diversi, quindi poi non ho più avuto modo di parlare con loro. Ecco, ma Salso Maggiore non ha avuto neppure modo di dire ad Ambra Ci siamo Battilana? incontrati diverse volte a Salso Maggiore, ma non abbiamo parlato del nostro incontro ad Arcore. Non ha avuto modo di dire per caso di tacere sul contenuto della serata? No. Senta, in quella serata lei ha già detto che non sarebbe accaduto nulla di particolare. Lei ricorda se per caso la signora Minetti si è spogliata quella sera? No, la signora Minetti ha passato la maggior parte della serata con me e non si è spogliata. Scusi, perché... Quella sera intendiamo sempre, scusi, sono sempre la serata, l'unica serata di 22 Con agosto Battilana c'erano e presenti Danese. Chiara Danese e Ambra Battilana. Mi pare di aver capito, almeno spero di aver capito bene, che sia stata un'unica serata in cui le ha incontrate, giusto? Sì, quindi le ho incontrate indipendentemente solo dalla quella serata. data, diciamo che ce n'è una unica a cui partecipa la signora. Senta, mentre la Imane Fadil non le dice nulla come nome? No, mai No. sentito. No. La Maristel Polanco invece l'ha conosciuta? Sì, l'ho incontrata un paio di volte, sì. 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 Ecco, poi lei è stata anche in settembre, è stata anche in altre abitazioni del Presidente Berlusconi, oltre a quella di Arcore No, e a quella di Arcore Villa e Villa Certosa? No, solo Arcore e Villa Certosa. Quella al lago non è mai andata? No. Senta, qualcuno successivamente alle cene aveva dato indicazioni, in particolare il Presidente Berlusconi, di non parlarne di queste cene, le avevano dato indicazioni che dovevano rimanere riservate? No, nessuno mi ha dato indicazioni di nessun tipo. Lei è potuta accedere alla casa dell'onorevole Berlusconi sia ad Arcore sia a Villa Certosa con telefonini, macchine fotografiche, le sono state date delle restrizioni, delle indicazioni di non fotografare? No, nessun tipo di restrizione. Sono entrata solo col telefonino, non avevo macchine fotografiche, ma non mi è stato... Il suo telefonino aveva la possibilità di fare video e telefonate, foto, di fare però sì. video e foto, sì certo. Senta, quando poi lei ha lasciato le abitazioni di Villa Certosa o di Arcore, dove lei ha già detto di non essersi fermata se non per le cene, le è stato chiesto conto se aveva scattato delle foto, se aveva registrato qualche No. cosa? Sono stati eseguiti controlli di qualche tipo? No, nessun controllo. Va bene, io non ho solo un'altra domanda, grazie. Grazie. Guardi Presidente, così non guarda me. Sì. Sì, grazie. La tecnica. Non si volti, basta che lei senta la mia voce. Senti, torniamo alla serata della presenza della Battilana e della Dainese. Sì. Lei si ricorda grosso modo quante persone erano presenti alla cena sedute? Una trentina. Una trentina. E lei saprebbe ricordare i nomi, i volti di tutte le 30 persone? No, non tutti. Tra queste 30 persone quante potevano essere uomini e quante potevano essere donne? C'era più o meno un'egual quantità di donne e uomini. Quella sera lì. Cioè una quindicina di uomini e una quindicina Più o di donne? meno sì. Senta, ma lei ha escluso a domanda del pubblico ministero che ci fosse presente l'onorevole Rossi e la Renzulli. È proprio sicura di quanto... Non è stata fatta la domanda alla testimone con particolare riferimento all'onorevole Rossi. Scusi Presidente, io avevo questo ricordo, mi scusi. Lo richiediamo. Sì, lo richiediamo. Lei allora, rifaccio una domanda che è di controesame, ma rifacendolo. Io mi ricordo di questa udienza che lei avesse detto no, non c'erano,
E poi infatti aveva detto forse un'altra occasione, ho visto una la Rossi ma non la Renzulli. Maria Rosaria Rossi sì, la Ronzulli Ecco. no. Ma lei, siccome sta disponendo sotto una formula di, non è un giuramento proprio, ma è una forma di responsabilità, la risposta è: sono sicura che non c'erano, sono sicura che c'erano, non so rispondere perché non mi ricordo se c'erano o non c'erano. Le faccio la domanda sotto questo profilo. Allora rispondo, non sono sicura che c'erano o non c'erano, perché a questo punto, avendo un dubbio ricordo, preferisco dire che... Torniamo. Lei è proprio sicura che ci fossero più metà uomini e metà donne, o che invece le donne non fossero le signore, le signorine non fossero di più? Non ricordo il giusto numero di donne o il giusto numero di uomini, mi ricordo che c'erano più o meno in ugual quantità uomini Vediamo e gli donne. uomini che si ricorda, c'è l'onorevole Berlusconi ovviamente, questo... Sì. Poi? I suoi collaboratori, dei politici, magari gente che è del suo partito, comunque non c'erano, cioè adesso non mi ricordo volti noti dei quali mi ricordo il nome, c'erano suoi collaboratori. Non si ricorda nemmeno delle caratteristiche personali che siano tali da suscitare ricordi o mantenere gli stessi? No. Uomini molto grassi, molto alti, molto calvi, molto... No. Va bene, è tutto, grazie signor Presidente. Mi sono dimenticato di domandare una piccola precisazione, Presidente. Quella sera, sempre quando c'erano Ambra e Chiara, l'onorevole Berlusconi la presentò come se fosse la sua fidanzata? No, che ricordo io no. No, vabbè, immagino che lo ricorderebbe perché... No. Sì. Senta, e nel prosieguo della serata, quando siete scesi nel locale che lei ha già descritto, lei è rimasta... Era vestita come, scusi? Come? Come era vestita quella sera? Se lo ricorda? Come ero vestita io? Sì, come era vestita in quelle sere, diciamo? Era vestita normale, era vestita... normale. Normale. In una di quelle sere... Come era vestita, scusi, sia gentile, perché la normalità della vero, signorina no, Bonasia no, francamente non la conosce questo tribunale. Come era Anche vestita? questo avvocato ha In ragione. modo normale avrò avuto un vestitino, siccome era agosto potrei essere stata vestita con un vestito, cioè con qualcosa di... Se lo ricorda, se no, No, si non dica lo che non lo ricordo. ricorda, perché Non lo che ricordo. poteva essere vestita con un vestito sembra verosimile effettivamente. Prego, avvocato Gaidini, Grazie, proceda Presidente. pure. Sì, mi scusi. La domanda era prodromica a domandarle se in una di quelle serate, in particolare in quella in cui c'erano Ambra e Chiara, poi lei si è cambiata e si è vestita da infermierine. No. No, questo non è mai accaduto, No. quindi no. Va bene. Grazie. Prego. Presidente, un'ultima domanda. Prego. Lei ha detto poc'anzi che attualmente non ha lavoro e è disoccupata. Le chiedo, lei vive da sola? No, vivo con i miei perché non ho la possibilità di mantenermi da sola. E i suoi genitori che attività svolgono? Mio papà è pensionato e mia mamma fa la cuoca. Quindi lei è a carico totale dei suoi genitori, non ha altre fonti di reddito? No. Ho capito, grazie. Grazie, può andare.